Allora, domenica 13 febbraio 2022, sono le 10:32 minuti, 700 iscritti, ragazzi, vi vogliamo bene, grazie mille. Feeling free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. Buongiorno a tutti, oggi da Rivalpo abbiamo preso il sentiero che porta su al Monte Tersalia, che sono quanti metri? 1959, adesso è arrivato il vento e si sente un cazzo. Allora, siamo di rientro da questo bel percorso, molto panoramico. I 900 metri si sentono tutti, però ne vale veramente la pena, perché una volta arrivati in vetta il panorama è incredibile. E ci sono dei punti parecchio esposti, quindi il sentiero non è consigliato a tutti, bisogna prestare sempre molta attenzione. Abbiamo fatto un paio di tratti con i ramponcini, non tanto perché ce n'era bisogno, ma più che altro per precauzione. E adesso ritorniamo alla macchina e, come sempre, alla fine del video vi spieghiamo su carta tabacco il giro che noi abbiamo fatto in modo dettagliato, quindi via alla carta tabacco. Bene, eccoci qui sulla carta tabacco per spiegarvi il giro che abbiamo fatto oggi. Con la macchina andate verso Arte Terme, in prossimità di Cedarchi, svoltate a destra direzione Rivalpo. Una volta arrivati a Rivalpo voi prendete questa strada qua che vi porterà alla chiesa di San Martino. Da lì inizia una strada stretta e tortuosa che vi porterà fino a questo punto dove c'è il segnale con divieto di transito e dove dovrete trovare parcheggio con la macchina. Da lì inizia il sentiero ed un'andata e ritorno. Allora, voi arriverete primo a Malga Albareit, che è questa di sotto. Poi proseguendo più o meno a questo punto qua troverete un'indicazione che vi farà scegliere fra continuare lungo la mulattiera oppure prendere un sentiero alternativo che vi permetterà di tagliare tutti i tornanti e raggiungere in tempo più breve il 409. Una volta raggiunti il 409 svoltate a destra e andate fino alla casera Valmedian Alte.
e di fronte alla Casera troverete il proseguo del 409 che vi porterà tramite un tracciato molto bello e panoramico fino su al Monte Tersadia. Una volta arrivati al Monte Tersadia noi abbiamo semplicemente fatto retromarcia e sui nostri passi siamo ritornati indietro fino ad arrivare al punto in cui avevamo lasciato la macchina. Bene, con questo il video termina. Come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto. Un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao ciao!